Rompete le righe per 2 giorni imposto dal tecnico dell'Acragas Feola visto che domani il campionato riposa. Martedì prossimo ripresa nel pomeriggio allo Stadio Esteneto per cominciare a preparare la trasferta di Montalto Fugo. In questa settimana solo buone notizie per l'allenatore napoletano che recupera 2 pedine fondamentali e importanti. Il difensore Chiavaro e il centrocampista Bonaffini, finalmente fuori dall'infermeria. E intanto il presidente del club biancazzurro, Silvio Alessi, a nome proprio e di tutta la dirigenza, ha voluto ringraziare Salvatore Zambuto, titolare della ditta Novatec di Agrigento, che a proprie spese ha provveduto a impermeabilizzare la copertura della tribuna coperta dello stadio Esteneto. A tale proposito, il presidente Alessi ha dichiarato: non ci sono parole per come manifestare la nostra gratitudine a Zambuto, che con uomini, mezzi e risorse personali ha provveduto gratuitamente ai lavori della tribuna coperta. Da agrigentino, ha concluso, sono orgoglioso per quello che ha fatto per questa società, ma anche per il numeroso pubblico di sportivi che domenicalmente assiste dalla tribuna coperta alle gare dei biancazzurri. Zambuto, pur non essendo un appassionato di calcio, ha dimostrato di avere a cuore le sorti di questa società, ma soprattutto di amare Agrigento. Un grazie di cuore, si conclude la nota del presidente biancazzurro. Dal calcio alla pallacanestro. Trasferta insidiosa domani per la Fortitudo Moncada Agrigento, che sarà di scena a Napoli. I partenopei hanno 2 punti in meno dei biancazzurri, ma anche tanta voglia di dare una svolta alla stagione. La squadra di Ciani, rinfrancata dal successo di domenica scorsa contro il Casale, punta alla conquista dei 2 punti per inseguire quel sogno chiamato playoff.